È Maria Rosa Pavanello, vicepresidente vicario dell'Anci Veneto, nonché sindaco di Milano, a spiegarci perché a poche ore dal Natale il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza l'ha vista al lavoro anche oggi per le diverse competenze riferite ai Ministeri della Transizione, Istruzione e Sanità. Quindi la scuola, l'istruzione sono sempre stati settori molto molto importanti e lo sono per i comuni e sono i giovani, le giovani generazioni. Qui abbiamo l'opportunità, noi come altri comuni, rispetto ai temi delle palestre, delle aree sportive all'aperto, anche delle ristrutturazioni, stiamo verificando se le progettazioni che abbiamo in corso, e ne abbiamo parecchie, possono in qualche modo rientrare in questi finanziamenti. Sono milioni di euro perché c'è sia sul piano di resilienza per l'istruzione, ma è stato anche pubblicato l'avviso per la missione 5, l'ambito sociosanitario, quindi parliamo che potrebbero essere dai 5 ai 6 milioni per comune. Questione complessa da analizzare più dettagliatamente questa degli interventi in ambito sanitario previsti dal PNRR. Cui speriamo nella finanziaria che vedremo fra pochi giorni che ci sia un supporto rispetto a noi comuni, soprattutto qui del Veneto noi abbiamo veramente poco personale, abbiamo bisogno di avere innesti molto veloci di nuove energie. Gli auguri natalizi all'insegna di una rinnovata socialità anche semplicemente nell'ascolto dell'altro. Anche una parola, insomma, credo che in questo momento sia importante anche sentirsi, telefonarsi e chiamarsi. Ecco, sento che le persone hanno bisogno di questo, è un momento in cui c'è bisogno, insomma, di risentirsi e di ritrovarsi.